Buonasera a tutti ragazzi, chiudiamo la serata proprio in bellezza, raccontandovi dove si trova l'inferno. In effetti esisterebbe un portale sulla terra che sarebbe niente altro che una casa che secondo molte persone è come un portale verso l'inferno, quindi questa casa succedevano davvero di tutto, bambini che venivano posseduti da demoni, accadevano davvero di tutto, fantasmi, si vedeva col poltergeist, ma non ci stava cosa, diciamo, malvagia che non accadeva in quella casa. In effetti questa casa con questo famoso portale per l'inferno si trova nell'Indiana, ragazzi, e fu acquistata nel 2014 per soli 35.000 dollari. Quindi in questo luogo, secondo perlomeno le dichiarazioni perfino dei carabinieri e dei poliziotti, contiene proprio forti testimonianze, roba forte, quindi a parte che strani rumori che venivano dal seminterrato, un bambino che lievitava nel suo letto, pareti che sudavano, un orribile liquido biancastro stava sulle pareti che diciamo scivolava vicino alle pareti. Poi decine di eventi sono stati registrati e supportati direttamente da medici, infermieri, sacerdoti e anche alcuni agenti di polizia che hanno confermato tutto, quindi medici, infermieri, sacerdoti e polizia sono scappati da questa casa nell'Indiana, quindi pensate un poco, pure i poliziotti sono scappati. Quindi in questa casa si trova a Gary, nello stato dell'Indiana. È stato per lungo tempo segnalata come, diciamo, un portale verso l'ignoto, verso l'inferno. Diciamo che la sua vecchia proprietaria aveva raccontato che lei e i suoi tre figli erano stati posseduti dal diavolo. Una testimonianza che è stata addirittura confermata, ragazzi, dal Dipartimento della Polizia Locale, quindi, e gli operatori anche dell'assistenza sociale, quindi sono andati in tanti lì. Quindi dentro quella casa ci stava qualche cosa che non si era mai visto prima, ma in tutti i sensi. Una forza oscura e molto intelligente e potente. In effetti la possessione e diciamo, il successivo esorcismo della famiglia Ammons è stato documentato con un film girato dalla polizia nell'appartamento proprio, ragazzi. Diciamo nel video ci sta più o meno un'ora di video. Gli agenti raccolgono delle testimonianze, bambini che si alzano in aria, scagliati contro le pareti dei mobili. Cioè questo è un video che c'ha la polizia addirittura, quindi adulti che venivano soffocati da una forza sovrannaturale, cioè niente che si vedeva. L'ombra di un uomo, un mostro della sagoma nera, pure i poliziotti sono scappati. Quindi questi bambini cantavano versi satanici. Diciamo che davvero è successo di tutto. Quindi in effetti questa casa è stata venduta poi per disperazione e quindi l'hanno venduta a un nuovo proprietario. In effetti un produttore di film, Zach Bagan, che ha fatto il film di paura, diciamo, in questa casa. Quindi mi pare che qui abbia fatto il film, quello lì della bambina, lì come si chiamava? Comunque ha fatto un film, l'ultimo film di paura della casa, non mi ricordo come si chiamava quel film. L'esorcismo di Emily Rose. Questa è la casa quella là, eccolo qua, mi sono ricordato qual è. In effetti questo produttore ha comprato questa casa per fare proprio questo film. Purtroppo ragazzi il produttore l'ha demolita perché davvero accadevano cose sovrannaturali. Quindi questa casa ragazzi è stata fatta demolire. In effetti hanno incominciato a girare diciamo il video, il film in effetti, poi hanno cambiato casa, in effetti non ci sono riusciti.
quindi l'avevano venduta per poco, 35.000 dollari, una casa molto grande, ma alla fine lo stesso produttore e regista l'ha fatta demolire, buttare a terra proprio, quindi non ha voluto saperne nulla, quindi la casa è stata demolita e quindi è stato addirittura recintato il perimetro dove sta, diciamo, questa, dove stava, quindi adesso non ci sta più nulla, quindi hanno messo anche questo tipo recinto intorno, hanno tolto tutto, quindi chissà se poi nel terreno ci sia ancora qualche cosa, questo non si sa. Solo anche il capo della polizia di Gary quel giorno che si trovava lì e hanno preso le telecamere è uscito convinto di aver visto l'inferno, quindi pure i poliziotti hanno il video che purtroppo ragazzi non ci sta da nessuna parte, purtroppo c'era la polizia, hanno fatto un video lì dentro dove chi si alzava da terra, chi sbatteva contro i muri, chi veniva soffocato e l'ha registrato proprio la polizia, quindi hanno dovuto chiamare esorcisti, preti, un casino, alla fine l'hanno venduta, ciao Giuseppe, ciao Andone. Quindi alla fine se la sono venduti per poco, per 35.000 dollari. Il produttore giustamente si pensava che là dentro, vabbè, era solo superstizione e doveva fare l'esorcismo di Emily Rose. Quindi è un produttore cinematografico. Purtroppo dopo le prime riprese, ragazzi, le cose si sono messe male e giustamente questo produttore ha preferito buttarla a terra proprio la casa, demolirla, quindi proprio per scaramanzia, per portare la cosa, l'ha fatta abbattere. Quindi non ha voluto vendere, non è che l'ha abbandonata, no, l'ha proprio fatta abbattere. Quindi anche la gente del luogo giustamente tutta felice che è stata abbattuta, però mi rimane il dubbio, ma mo adesso dove stava quella casa, dico io, no? Non è che nel terreno, voglio dire io, ci sta ancora qualche cosa? Cioè, voglio dire io, non penso che sia la casa in effetti, non penso che sia proprio la terra. In effetti questo produttore ha fatto recintare questo, diciamo, tutta l'area dove stava la casa, quindi se l'ha presa come il comune, l'ha chiuso proprio questo, è un tipo un recinto, quindi non si può entrare dentro. Quindi può darsi che secondo me, ma manco se me la regalano e chi ci va? No, no, io ho visto molto su tanti siti questa casa qui a Gare nell'Indiana, tutti quanti dicono la stessa cosa, il portale per l'inverno, oppure un altro portava dietro la facciata di una casa si nascondeva il portale per l'inverno. Quindi l'ho letto davvero pure in inglese, in spagnolo, perché dopo mi sono andato a informare sta casa di Gary, di questo produttore, e in effetti sia in tutte le lingue ho trovato la stessa cosa, che questa casa faceva paura. La signora che l'aveva comprata per 80.000 dollari, poi l'ha venduta per 35.000 dollari giusto per venderla, proprio per paura che qualcuno non la comprasse. Il produttore di film poi ha detto vabbè, io faccio il film che so 35.000 euro per un produttore, e voleva girare Emily Rose, il film quello là di paura. Le prime riprese sono andate male, in effetti telecamere che si muovevano, cose strane che accadevano, registi che si sentivano affogare, quindi allora ha detto qua non è una super... perché lui inizialmente ha creduto che la gente del posto, pure la polizia, lo aveva avvisato di non prendere quella casa perché avevano visto cose che dice io sono il poliziotto che ha fatto il video ha detto io sono convinto che l'inferno esiste, quindi è uscito da lì proprio traumatizzato questo. Quindi secondo me, come dico qua a Salene, questo è uscito scemo da là, sicuramente. A finale comunque l'hanno dovuto abbattere anche con l'approvazione del sindaco di tutti, quindi l'hanno proprio demolita. Quindi secondo me ne fatta la meglio cose proprio. La signora tutti e tre i bambini li ha avuti posseduti, quindi esorcismi da fare, un casino. Comunque
hanno detto che non hanno mai visto o documentato mai una cosa del genere, secondo me, in tutti questi 2000 anni qua. Quindi quello che è avvenuto in quella casa, diciamo, non si è mai visto da nessuna parte. Secondo me neanche nel film L'esorcista è avvenuto tutto questo, in effetti. Quindi la testa girava, gli occhi tremavano, la bocca era distorta. Il demone ha iniziato a parlare in lingue sconosciute e poi è scaventato mio nipote in aria. Pensa un poco. La testa girava, gli occhi tremavano. Questo è un bambino di 7 anni, eh. L'infermiera, assistita alla scena, si è rifiutata proprio di tornare lì e se n'è andata. Non ha voluto un centesimo e se n'è andata via, pensa un poco. Ha chiamato la polizia non voleva entrare, hanno chiamato il pronto soccorso e quelli del pronto soccorso non volevano entrare. Tu pensa un po' che nominata aveva questa casa. Ciao Fabrizio, quindi questa casa era proprio una cosa pazzesca. C'è l'infermiera che ha assistito alla scena, no? Si è rifiutata di ritornare in casa, soprattutto che era pagata. La polizia non è voluta entrare. Cioè, bambini che volavano, teste che giravano, occhi che tremavano, bocche distorte. Poi dice che questo bambino ha iniziato a parlare in lingue sconosciute e poi ha scaventato il suo nipote in aria. Quindi dice una cosa mai vista. Nel frattempo, in un'altra stanza, addirittura c'era anche un altro fratellino che ringhiava e camminava all'indietro sulla casa, quindi scalando la parete e arrivando dal soffitto. Quindi, come nel film vero che se vedete l'esorcista, quello cammina sotto al soffitto, se vi ricordate la scena dove cammina tipo come un ragno da sotto al soffitto. Quindi questo l'hanno proprio registrata la polizia. Quindi quelli lì hanno detto assolutamente io in quella casa non ci entro, i poliziotti. Quindi con tutto ciò, i poliziotti, infermieri, pronto soccorso, nessuno è voluto entrare. Quindi il capo della polizia ha detto io quel giorno ho visto l'inferno, davvero. No, stavamo parlando di una casa nell'Indiana che si crede sia un portale, diciamo, per l'inferno. In effetti, in questa casa è avvenuto di tutto. Una signora l'aveva comprata per 80.000 dollari per viverci con i bambini. Capitato che i bambini sono stati tutti e tre posseduti da qualche cosa di strano. Poi hanno chiamato l'infermiera per vedere come stavano questi bambini. I bambini, chi girava la testa, chi camminava sul soffitto all'indietro, chi lievitava. L'infermiera è scappata e non è voluta più entrare. Hanno chiamato il pronto soccorso. Il pronto soccorso, come è entrato dentro, non ci è pensato proprio. L'hanno abbattuta, l'hanno buttata a terra, che compri più? Oramai non ci sta più. E diciamo che in quella casa è stato fatto proprio di tutto. Decine di interventi supportati da testimonianze medici, infermieri, sacerdoti e polizia, che la polizia poi ha fatto pure video di questi strani eventi, quindi la polizia ha confermato che lì non entrava. Penso un po' che la polizia che dice no, io là non vado. Quindi proprio il capo della polizia ha detto agli agenti che no, no, in effetti l'ha comprato, quello che ha fatto il polizia da me, scusate ragazzi, quello che fanno, non devo vedere perché il video ce l'ha la polizia, voglio vedere se riesco a trovarlo in qualche sito straniero, dove, perché hanno detto che l'hanno fatto il video i poliziotti, là sta la police. In effetti, ragazzi, l'ha comprato il produttore che ha fatto Emily Rose, l'esorcismo di Emily Rose. Questo come ha incominciato a girare? Sì, sì, la polizia, sì, là sta solo la police, quindi polizia. Sì, polizia e carabinieri, nessuno è voluto andare. A Gary, nell'Indiana, Stati Uniti, quindi. A finale se l'ha comprato il produttore che ha fatto il film L'esorcismo di Emily Rose perché voleva. Sì, e vedi stesso tu basta che scrivi il portale dell'inferno non entrate in quella casa, lo puoi trovare su itfantasmi.it, lo puoi trovare in inglese, lo puoi trovare da un po' dappertutto, il portale per l'inferno non entrate in quella casa. Sono entrati tutti là, nessuno voleva entrare, no, i pompieri no, solo i carabinieri e i poliziotti non sono voluti entrare, l'infermiera se n'è scappata, poi
l'ho vista la serie Dark, me la sto vedendo, sono arrivato alla seconda stagione. Io quello lì già l'avevo visto in effetti, però me lo sono rivisto di nuovo, in effetti del portale che sta in quella galleria e tutti quanti cercano di cambiare la storia degli eventi, quindi quello torna indietro, ammazza quello torna là. Io adesso mi sto vedendo la seconda serie, quindi stasera poi mi vedo la seconda serie, quindi mi sono arrivato all'ultima puntata di ieri, l'Alfa e l'Omega, diciamo l'ultima puntata della prima serie. Adesso devo vedere. No, la casa 5 non l'ho vista, la verità. La devo vedere. No, non l'ho visto la casa e la casa 2. Poi mi sono fermato alla casa. La casa già. Quella casa già mi faceva paura. Quando la casa già io. Quando ho preso una casa in Finlandia, ti giuro, era uguale. Abbiamo preso una casa in Finlandia su un lago. Da lontano ti giuro, io sono andato con la barca, ho fatto la foto, ho detto mamma mia, dice, e questa è la casa. Io non ci volevo entrare, ho detto no ragazzi, prendiamo un'altra casa, tanta casa giusto qua. Poi manca a farlo apposta, era lontano dal centro, quindi era fuori mano. Ti giuro, io quella settimana lì sono proprio tremato, stavo in casa e chi usciva fuori. Proprio mi faceva paura. A momenti ho detto guarda, no Fabio, ho detto guarda vado a dormire nel furgone, sto vicino agli stand, perché stanno agli stand. Ho detto nei furgoni noi, quelli là piccoli, come ho fatto vedere la foto ieri, abbiamo il letto sopra. Io ho detto vado, prendi il furgone e me ne vado da qua e mi vado a mettere nel letto sopra il furgone, perché io, ma ti giuro, mi ha fatto proprio. Hai presente quando entrano nella casa nel bosco? Uguale Fabrizio, ma te lo giuro, uguale. Quando ho fatto la foto l'ho mandata a mamma qua e a mio fratello, sai, ai miei fratelli, ho fatto sta foto. Vabbè, ma che stiamo parare a casa che loro lo film, ma sicuro. E ci che ne sa, ci mica hanno fatto qua un film, in giretto. Già mi lo giuro, ma qualche volta la pubblico quella fotografia, ti faccio vedere una cosa impressionante. Io ho visto il film e mi ricordo quando arrivano i ragazzi davanti al lago e ci sta quello che. Tale e qua. Mi è rimasto proprio impresso, io tenevo paura. Ho detto ai ragazzi, no, poi la posto così normale, diciamo su le storie, così, senza fare un video. E poi l'andate a vedere, tale e quale, uguale. Proprio, dopo la posto sulle storie normali, così, quando si va a condividere solo le foto. Ma vi giuro ragazzi, è una cosa proprio impressionante. L'ho detto, guarda, ma questa è la casa. Pazzesco. Io ho detto vado a dormire nel furgone vicino agli stand. Lì stavamo a Lati della Finlandia, una città della Finlandia che si chiama Lati. Ma è una cosa proprio da paura, proprio da brividi. Che poi manca a farlo apposta come nel film era fuori mano, quindi dal centro dove diciamo dove si lavorava, arrivare a questa casa erano 20 km. Tu immagina che la Finlandia è tutta terra, quindi terra, laghi, quindi per 20 km tu vedi solo terra. Poi siamo arrivati in questa casa, era uguale Fabri, ma uguale. Quando l'ho mandata ai miei fratelli, sai, voglio vedere che casa. Ho detto, ma vi ricorda qualche cosa? La prima parola, Peppi, questa è la casa. Ha detto, allora non so solo io, ha detto, allora non so solo io che penso così. No, Podest Martins, no, non l'ho visto, devo vedere. Io di solito mi aggiorno sempre sui film, però quella casa 5 non l'ho vista. E questo è poco ma sicuro. Martins, devo vedere. Io mi sono fatto quasi tutte le serie TV, diciamo, su Netflix, su generi dello streaming. Mi sono fatto tutte le serie TV. Mi sono fatto Cend, ma tutto mi sono fatto. Proprio la sera mi drogo con i film di paura, quindi pensa che ieri sera mi sono visto tutta la prima serie. Mi sono visto la prima serie di Dark, come mi avevi detto tu, ma io già me l'avevo vista, me la sono tornata a vedere. Sì, sì, ho capito, sì, sì, ma lo devo vedere, lo vado a vedere su Gerard
dopo vedo un attimo sul genere dello streaming, no? E vado a vedere se lo trovo lì. E poi ti vedevo pure la casa 5 perché non l'ho visto, ho visto la casa e la casa 2. Io mi ricordo la casa quando ti ricordi quella là gioca quella biondina che noi ti avremo. Ma quella con me è la scena che mi è rimasta proprio impressa. Quando incomincia a ridere che fa quella risata isterica, ma è tutta con quella faccia sorridente, mamma mia, Fabri. Proprio quella è la scena che più mi ha fatto senso, proprio è quella tutta che si pettina, ride, fa quella risata isterica, proprio tipo quando l'esorcista gira la testa, oppure quando quello da sotto la botola incomincia che vuole uscire. Quindi diciamo pure La Casa diciamo è stato un bel film al finale. Quindi tutti belli film. No, 4, Jasmine, i film di paura murevi. Al massimo potevo fare i film comici io, ma no chi della i paura. Al massimo. No, ma che è pazzesco proprio. Cioè, io secondo me in questa casa, se io trovavo una casa così, e chi ci rummivati? A me bastava una mezza volta che vedevo qualche cosa di strano, io cambiavo subito casa. Altro che Red Bull metto le ali, volava proprio. Non c'è no. No, io su queste cose so pauroso. No, Jasmine, qua per queste cose sono proprio pauroso, cioè, vedi, sì, mi guarda e qua, però se mi dovrebbe succedere, che ne so, in una casa dove abito, ma io ci metto un secondo a volare, scendo dalla finestra. Ma si trova nell'Indiana, Gary. Io ti dico una cosa, una volta da ragazzo avevo la fissazione come ce l'ho adesso di leggere, sai, quei libri di paura, queste cose qua. E stavo solo in casa, mi sono comprato questo libro che spiegava queste cose misteriose, le porte magiche, tutte cose qua di paura. Quindi mi sono messo a leggere nella stanzetta e all'improvviso ho cominciato a sentire dei rumori, già bene. E ho detto ho detto che gli è mo? Io stavo solo in casa, quindi sapevo che stavo solo. La porta non l'ho sentita aprire e quindi convintissimo che io stavo solo a casa. E comunque comincio a leggere ancora di più, sai, comincio a leggere il portale per questo, tutte robe di... E sento, avevamo il calcetto in casa e quindi ho sentito il rumore della pallina del calcetto diciamo, come si chiama? Dal salone. Ho detto, Maronna mia, Gitta, che è successo, mo? Ho detto, vedi che funziona sto coso qua, sto libro qua. E comunque ho alzato la persiana della... Stavo in cucina io, quindi nella stanzetta dove sta la cucina. E ho detto, ma che faccio? E comunque, vabbè, forse mi sono impressionato. E così, ecco lì, mi sono messo paura, vabbè. E comunque ho alzato tutta la persiana, tutta perché così volevo. No, no, mi sono comprato un libro che ho comprato sulla bancarella così da 5.000 lire all'epoca, così. E là spiegava il portale, ste cose. Comunque al finale, ragazzi, sentivo sta pallina che camminava avanti e indietro, di lì. Sai quando gioca a calcetto, a calcio balilla? Noi ce l'avevamo nel salone, perché il salone era grande. E questo ho sentito una voce, Peppe, però fino a fine, sai? E dici tu, Madonna mia, dici, che sta succedendo qua? E ho pensato, e se passo di là e vedo qualche cosa, e questo perché la porta era di là, poi, se dovevo scappare. Eh, no, l'ho buttato subito, l'ho buttato, Fabri, ma già il giorno che mi è successo questo, che poi senti la storia come va a finire, sentivo Peppino, sono la nonna, io sono cresciuto con la nonna, quindi la nonna era morta. Quando ho sentito questo, Fabri, sì, l'ho buttato, ma il giorno dopo subito questo. Alla fine, quello era mio fratello che giocava. Era entrato zitto zitto a casa. Sì, era entrato zitto zitto. Avevo visto a me che leggevo, che stavo tutto bello a leggere il libro e io non me ne sono accorto. E quello
si è divertito dall'altra parte a farmi paura. Però ci sta un piccolo problema, ragazzi, che io mi sono buttato sotto. Cioè, mi sono buttato dalla finestra della cucina. Questo è il problema. Ho fatto un volo di 6 metri. Fortunatamente ci stava il muretto sotto, che era di terra, quella terra morbida, e non mi sono fatto nulla. Quando poi mi sono buttato dalla finestra, Fabri, si è affacciato mio fratello. E che hai fatto? Ti menato a Bosch? Sì, sì, già sì, mi sono buttato giù. E che fate? Ti menato a Bosch? Ti giuro, Giasmi, gli ho dato la corsa per tutta la mattina qua. Ho detto, se lo Egitto si da chiappa da cigle, dammi un tempo. E incominciato a correre, non si è fermato più. Se lo, cioè, non mi ha dato il tempo di arrivare sotto casa, già scappava. A momenti mi faceva uccidere, la paura. Poi sono andato a casa e per il libro l'ho buttato nell'immondizia e l'ho buttato. Mannaggia la miseria, già mi ha fatto buttare giù. La mia mamma lo dice sempre. Dice, ma allora ti me ne la vasci, ma che hai fatto? E io ho detto, ma che era faccio? Stivo fantasma là, o spirito, tu temene, che facevo? Ma passava là e chi mi pigliava? E mi dice, per forza, città dove io. Meno male che non era alto. Ma no, gli ho dato la corsa per tutta la mattina. Questo mo sarebbe Camillo, il secondo, diciamo quello là un anno mancante a me, non il terzo. Io sono il primo, poi sta Camillo e poi sta Enzo che è l'ultimo, però con Enzo passano 6 anni di differenza. No Fabri, ma io stavo leggendo un libro così che ho comprato su una bancarella all'epoca 5.000 lire, stavano ancora le lire. E penso un po', solo che mio fratello si è divertito, poi al finale, che è entrato zitto zitto e mi ha visto col libro quello là, ha detto ah, mo ti faccio vedere. Mamma mia, mi ha fatto una vascia. Però fortunatamente mi è andata bene. No, poi Jasmine, la ragazza che stava a pian terreno, io mi sono buttato con la mutanda giù. E dice, Peppe, cosa fai con la mutanda giù? E io ho detto, ma che vedranno, stanno i fantasmi in coppa, ma che vuoi? È una cosa pazzesca proprio. Era estate, capì? Stavo solo con la mutanda, con box e stavo diciamo tra la cucina e la stanzetta. Quando mi sono buttato, io mi sono buttato con la mutanda. Quando la ragazza ha detto, ma che hai fatto? Ti sei buttato? E ho detto, ma che ci fai con la mutanda? Ha detto, ho detto, state zitto, castagne. No, non ti prendo in giro, ti giuro, è vero, no, no, non mi permetta proprio. Mi sono buttato col pantalone, come si chiama, box, come dici tu? Perciò gli ho dato la corsa a mio fratello e ci ti mi hai fatto buttare con la mutanda da sotto, da sopra la cucina. Questo fatto è rimasto nella storia qua, Maria. Oh, ma questo era un libro a finale di tipo favole, capì? No, Jasmine, ma è stata proprio una cosa pazzesca, guarda. Io mi stavo pieno di paura e quella mi viene a dire che fai con la mutanda? E ho detto, ma state zitti che stanno i fantasmi in coppa, ma che mutande, che me non porto che sto papà mutande? E che stava, che ho detto che stava a nudo. Ciao Alessà, buonasera. Quindi al finale proprio la paura l'ha fatta 90, veramente. Quindi figurati di stare in questa casa, qua diciamo che era un portale per l'inverno e io stavo giusto 10 minuti qua. Il tempo che vedevo spostare qualche cosa da sopra a tavola, cosa diceva arrivederci, è stato un piacere. Sì, sì, questo ha detto la signora che in questa casa ha incominciato a vedere cose strane, poi ha incominciato a vedere che i muri sudavano, poi diciamo più là, diciamo il demone ha posseduto i suoi bambini, tutti e tre poi, ma dico io, no? Una notte, sì, vabbè, ma dico io, no? Hai visto che ci sta sta cosa che non va bene? Ma te ne vuoi andare da sta casa? E sta gente pure non li capisco, cioè tu vedi sto casino e che fai? Rimane là. Io basta che sulla mia scrivania dove sto mo vedo spostarsi qualsiasi oggetto, pure la penna che gli alzo e non ci vengo più qua.
Se che faccio? Chiama qualcuno che viene, fa come si chiama, i traslochi e dico portatemi tutto dall'altra parte, noi chi ci trasi più? Quindi non ci stare neanche un po'. No. Questo invece, allora, tu vedi che le pareti trasudano un orribile liquido in gas, il letto si alza. Io aspettavo tutto quello, già ero scappati. No, cioè prima di succedere che i bambini venivano posseduti in questa casa, no? Erano accaduti già fatti strani. Ma dico io, ma te noi? Oh no, Fabri. Eh no, tu che fai? Entri in casa, vedi che vicino alla parete incomincia a sudare qualche cosa di che scende liquido e cose. Poi vedi gli oggetti che si muovono. Poi vedi il letto che si alza. Ma vuoi capire? Ma te noi? Ma pure io. No, non ci sta Avocatena, secondo me sta con me. Oh no, già smigliate. Questo invece si pensava che erano cose così, ah. Cioè, pure la io ho capito che ha cacciato 80.000 euro, però 80.000 dollari, anzi, però io avevo, pure se fosse cacciato 100.000, lo stesso maniera, me ne andavo in affitto, che mi importa. Ma tu pensa una cosa, no, pensa che questa è una testimonianza vera. Gli agenti del Dipartimento di Polizia non sono voluti entrare. Tu pensa un po' che hanno visto sta gente, che se gli infermieri, i medici non volevano entrare. Vedi che la prima volta sono entrati, e la volta che hanno visto quello. Sì, e che me ne importava, perché io stavo nudo e non mi portava la vascia. Quello ha detto, Peppe, cosa fai con la mutanda? Ha detto no, gli stanno i fantasmi in coppa. No, mi ha fatto proprio fare una cosa proprio esagerata, mio fratello. Ancora oggi ride. Dice, "Beh, ti ricordi quando ti è venuta la vascia e la vogliotta ti ha detto che fai con la mutanda? Ma allora avevo un fisico proprio perfetto, tenevo pure 18 anni, tenevo un fisico proprio asciutto. Però, assombrava con un bocco sulla coppa, ma che ne sta tanto bene. Poi ho dato la corsa con box. Ciao, frase. No, niente, stavamo raccontando di una casa che sta nell'Indiana, a Gary, che talmente dei fatti che sono successi in questa casa, che l'ha comprata quello che ha fatto l'esorcismo di Emily Rose, al finale, no, qua a Salerno no, zero proprio. A Torino sì, a Torino so che ci dicono tante persone a Torino. Ci stanno il triangolo, quello, e ci sono un sacco di messe nere, queste cose qua. A Torino me l'avevano detto a me. Sono stato a Torino 5 anni e tutti quanti parlavano che lì ci stava una cosa, un triangolo, una cosa oscura, la città del diavolo, queste cose qua. Tutti quanti ne parlavano proprio brutto. Dice che lì fanno le messe nere, queste cose qua. Sì, questo lo dicevano gli amici miei di Torino. Che lì è proprio, diciamo, la città proprio per queste cose qua. Sì, Torino, guarda, a Torino sì. No, a Salerno non è successo mai nulla di eccezionale a finale. A finale ci sta solo, diciamo, a Cava dei Tirreni, ci sta l'Avvocatella, in effetti, no Avvocatella. Sì, me l'ha detta, Avvocatella, che è una chiesa, diciamo, dove ci sta un prete esorcista, Don Gennaro. Quindi ci sta una chiesa con un prete esorcista. E chi te l'ha fatto fare, scusa? La piazza Statuto ho fatto la fiera, Alessà. E che ci sta a piazza Statuto? Scusami, quello in effetti io stavo dentro la piazza e poi ci stanno i locali sulla destra o sulla tua sinistra, tutti i bar e cose. Io a piazza Statuto ho fatto la fiera proprio lì. E che ci sta a piazza Statuto, poi? A me pareva normale in effetti, non ci ho visto niente di eccezionale in effetti. Pensa che io andavo tutte le mattine lì. Ho fatto 40 giorni a Piazza Statuto.
Poi abbiamo fatto 15 giorni ai Murazzi sotto proprio, quindi dove sta, ci sta solo uno aperta adesso, tipo una biblioteca dove vanno tutti i ragazzi a studiare. Siamo stati là sotto, sotto ai Murazzi a fare sul Po e abbiamo fatto una fiera pure là, e a luglio l'abbiamo fatta e siamo andati, dici tu, eppure ci sono stato, guarda. Guarda, di sera la verità non mi piaceva perché è pieno di extracomunitari. In effetti, hai visto che ci sta là? Ci sta al mercato là, ai Giardini Reali, ci sta proprio un casino proprio a quel mercato. Pensa, sono entrato in quel mercato e non ci stava un italiano. Una cosa fresca, guarda. Tutto magazzino di cinesi là. Un casino vero, ragazzi, proprio il mercato era tutto stranieri, non ci stava un italiano, pescivendoli. Perché sta questa qua del lavoro... vabbè, a parte che spacciano forte, non si mette dubbio là sotto, dove sta tutti i magazzini dei cinesi e dei marocchini là. Penso una volta sono andato là, ho detto voglio fare i capelli, sono entrato in un magazzino di quelli, è passato uno vicino a me e ha detto e che ti serve? E io gli ho detto in napoletano, ma qual è il problema? Voglio. Ah, scusa, scusa, napoletano. Perché? Ho detto perché? Qual è il problema? Ah, no, no, scusa, scusa. Ho detto, ma serve niente, gli ho detto. E sono andato da questo qua a farmi i capelli. Come ha sentito che parlavo napoletano? E ha detto, qual è il problema? Fammi capire. Ah, no, no, scusa, scusa. Ma è una cosa esagerata, adesso... Ma sono passati dove stanno tutti i negozi, poi ognuno stava fermo, sai, i ragazzi neri che stavano fermi come i pari e poi ti domandavano che vuoi, che ti serve. Non mi serve niente, ma ci avevi capito, facevi. Tanto stava ai giardini reali, quindi... Sì, sì, guarda, il napoletano è lingua internazionale, come c'è Egitto, ma qual è il problema? Ha capito subito quello, ti giuro. Io gliel'ho detto proprio così, Egitto, ma qual è il problema, frate? Come ho detto così, quello mi ha guardato. No, no, nessuno, no, 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 no. La città, vabbè, ciao. Sono entrato, mi sono fatto, guarda, il pizzetto. Mi sono fatto i capelli. Ho detto quant'è? Ha detto dammi 7 euro, ti giuro. Ho detto mamma mia, che sei così pazzo. Poi sono andato in un parrucchiere a Torino a farmi i capelli. Me li ha fatto peggio di quello che sono andato. No, stiamo parlando di una casa che si trova nell'Indiana e dicono che è un portale per l'inferno. Questa qua si trovava perché è stata abbattuta addirittura, quindi dalla paura, si trova nell'Indiana a Gari e succedeva davvero di tutto, quindi bambini che volavano, giravano la testa, i medici che scappiavano, no, non stiamo parlando di mangiare, però ho fatto un video, guarda, di mangiare poco fa, parmigiana di zucchine con macinato di pollo e pecorino romano, lo vai a vederlo, va così ti fai un po' la boccuccia, ho fatto il video prima di questo, quindi un prete che scappava, il dottore non voleva entrare, diciamo che qua succedeva di tutto. Quindi, in effetti, l'ha comprata quello che ha fatto il film L'esorcismo di Emily Rose e comunque pure lui, dopo le prime riprese, ha visto che le cose si sono messe male. Buona... Grazie Massimo. Bene ha fatto, l'ha battuta proprio, ho detto l'ha buttata per terra, per la felicità di tutta la città, poi mi immagino già. Però io quello stavo parlando, no? E poi adesso è in quel cancello, no? Mo ci sta un recinto, no? Può darsi che ancora quella forza demoniaca sta là. Capisci che voglio dire? Ma Jasmine, quella è cosa. La signora ha incominciato prima a vedere le cose che si muovevano, poi a vedere il muro che sudava. Cioè, lei ha visto già prima tante cose strane. Dico io, ma te ne vuoi? Bello, bello in napoletano. Ma che aspetta?
Vabbè, allora ora ci decidiamo se è proprio il posto. No, qua è serenissima proprio la serata, ragazzi. Dico io, no, ma te ne vuoi andare da lì? Cioè, è pazzesco, cioè tu rimani fino all'ultimo là, allora non stai bene proprio con la testa. Cioè tu vedi tutti questi fenomeni e rimani là. Yeah, eppure la signora è stata un po'. Secondo me, che si pensava che cos'era? Secondo te, tu vedi le cose che volano. Allora, già vedendo che io se vedo una cosa che vuole non è una cosa positiva, partiamo da questo. Ho capito che certe volte pure io, no, quando mo gli amici napoletani faccio il video del terremoto, sa, io dico ragazzi, Alessà ci credi che qua è una settimana che ci sta un sole esagerato? Ti giuro Alessà, sono 7 giorni che qua fa un sole e faccio video, puoi guardare 7 giorni i video che ho fatto le dirette io, quindi non ci stanno santi, io non va, ci sta proprio stasera ho fatto pure quella del tramonto, non va una goccia d'acqua, ma para no, no ragazzi, qua ti giuro, qua 7 giorni proprio la gente stamattina stava a male. Io vedevo qua allora stamattina io stavo al corso e stavo alla villa comunale a Salerno. Ho visto la gente sul motorino con l'asciugamano e come si dice gli zoccoli che andavano a mare. Quindi i ragazzi qua stamattina stavano sullo scooter. Sullo scooter con le borse che andavano a mare. Qui abbiamo gli scogli, no? I ragazzi vanno lì e si buttano a mare. Quindi qua i motorini stamattina, mentre io andavo avanti e indietro percorso qui e là, i ragazzi stavano con i motorini che andavano a farsi il bagno. E stamattina ho fatto il video della villa comunale, ho fatto il primo video. Sì, e dicevo così, quando faccio il terremoto, no? Dico ragazzi, state attenzione a Napoli, se potete allontanarvi, allontanate. E quello mi dice Giuseppe, ma io ho comprato casa qui, l'ho pagata un sacco di soldi, quindi è come la signora diciamo, del film di Pauro qua, diciamo. L'ha pagato 80.000 dollari, però dico io, vedi tutta questa situazione, scappa, no? Vabbè, ci crede Samuel, figurati in Sicilia, se qua fa caldo, figurati là, yeah. Secondo me se qua fa 28 gradi, secondo me in Sicilia e in Sardegna state facendo dei bagni direttamente proprio loro. Là sarà estate, in Sardegna, allora, ho fatto, allora io ho fatto il video oggi pomeriggio, è fatto proprio del caldo, ci sarà un'ondata di caldo per una settimana a partire da oggi fino a 7 giorni, fino a 28. Quindi poi nel finale di Halloween ci sta quell'ondata di gelo e pioggia e forti temporali. Mo da domani per 6 giorni ci sta un sole pazzesco, già hanno fatto anomalia climatica, non è diciamo stiamo 15 gradi diciamo al di sopra del periodo, penso un poco. Sì, sì, a voglia. WhatsApp, allora come WhatsApp? WhatsApp si scrive, non è WhatsApp. Poi dice che io parlo napoletano. Ho capito Massimo, ma tu hai capito che da qua non piove? Sono mesi qua. Proprio qua abbiamo dimenticato, ho fatto una volta solo un po' di gocce una serata che ho fatto un video che mi sono divertito, temporale, cose, e solo quel giorno è stato. Ho detto ah finalmente piove, poi niente più, zero. Quindi pure stasera, calma piatta proprio, non ci sta un po' di vento, fa caldo. Io c'ho ancora, sentite ragazzi, io c'ho il ventilatore acceso, guardate, senti? Sentite? Io c'ho il ventilatore ancora acceso ragazzi qua. Solo che quando faccio la diretta lo tengo a 1, poi quando cerco lo metto a 3.
tanto per dire, ragazzi, quindi qua fa caldissimo, quindi vi faccio vedere, tanto abbiamo finito di qua, ed ecco qua, ragazzi, vedete, ditemi voi, io, vedete, calma piatta, ragazzi, non ci sta proprio nulla, ragazzi, vedete, tempo proprio normalissimo. E così è stata tutta la giornata, ragazzi. Io sto con ventilatore, ragazzi, proprio con ventilatore fisso proprio. Sì, sì, ma pure da noi, Antonio. Oggi stavamo a 26 gradi qua, pensa un po'. Vediamo se troviamo qualche stella, qualche UFO. No, UFO stasera niente, ragazzi. Tante volte finiamo da un caso e andiamo un altro. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Ci sentiamo domani. Mo' mi vado a vedere Dark. Come era quel film Martins? Quindi mi devo vedere Martins perché secondo me fa più paura. Ora vado a vedere se fa Martins, come ha detto Fabrizio, e vedo che film è. Vedete ragazzi, qua proprio non ci sta proprio niente da fare. Qua non piove manco se viene la terza guerra mondiale. Guardate, proprio non ci stanno santi ragazzi. Vabbè ragazzi, vi saluto, vado a vedere se trovo questo Martins qua. Se no mi vado a vedere Dark, mi vedo la seconda stagione. Così perlomeno chiudo la serata in, diciamo, la serata in bellezza. Ciao Fabrizio, ciao Eufrasia, ciao Alessa, ciao a tutti e ci sentiamo domani ragazzi, sperando che rimani chiovo, però mi sa proprio no, perché stasera il cielo era proprio rosso, ho fatto il video e era rosso, quindi quando come rosso di sera bel tempo si spera, non sbaglia mai. Buonanotte Lollo, buonanotte Fabrizio, ci sentiamo domani ragazzi. Notte a tutti.